Siamo veramente molto onorati di poter aprire noi questa mostra, di poter riportare i saluti dei ragazzi. Speriamo che questa mostra possa spiegare loro chi ha percorso 5-6 giorni a settimana, anche di più, per chi stava inconvitto, i corridoi che noi oggi percorriamo quotidianamente, con tutte le nostre speranze, con tutte le nostre idee e anche con tutte le nostre fatiche. E che questo possa essere un incentivo per i ragazzi di oggi, per gli studenti di oggi, vedendo quello che gli studenti di ieri sono diventati. Chi più o meno famoso ha varcato il portone di Via Rogati e che cosa è diventato, e che questo possa essere per noi una forte spinta verso la costruzione di una comunità dentro la scuola e che poi abbia anche un risvolto al di fuori di essa. Buonasera a tutti. Che dire, oggi noi ci sentiamo i testimoni, ci sentiamo i responsabili di passare il testimone a coloro che in futuro verranno. E con questo voglio dire che noi vogliamo portare avanti questa storia di formazione che da cent'anni collabora a scrivere pagine importanti nella storia di Padova. E noi vi ringraziamo per la vostra presenza e soprattutto per il vostro desiderio di conoscere una scuola che ha seminato, sta seminando e speriamo che continui a seminare bene per altri decenni e speriamo anche per un altro centenario. Buona serata a tutti quanti. Paolo Cattaneo e Marco Raposelli in collaborazione con lo Studio Project. E vedo anche in platea l'assessore alla scuola Cristina Piva e la sua collega tra le mille deleghe, diciamo, decentramento, Francesca Vinciolini. Diamo invece la parola al vice sindaco Arturo Lorenzoni. Grazie, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere essere qui a rappresentare l'amministrazione, anche il sindaco Sergio Giordani che si scusa ma non ha proprio potuto essere presente nonostante avrebbe voluto. Mi fa piacere per varie ragioni, per l'amicizia che mi lega a Don Cesare da tanti anni, ma per l'amicizia che mi lega a molti di voi che in varie fasi della vita ho incrociato e ho potuto conoscere ed apprezzare. Quindi ecco, essere qui per me oggi è bello perché la storia del Barbarigo si interseca con la storia della città e c'è un mutuo scambio che dura da un secolo e anch'io rinnovo l'auspicio che avete fatto voi che possa continuare ancora nei prossimi anni. Dicevo con Don Giovanni Brusegan, che è un altro ex studente che adesso non vedo più ma che era qui, eccolo lì, che se la pianta si giudica dai frutti, insomma il Barbarigo è stato una buona pianta per la città, a parte Don Giovanni. Io ho apprezzato molto del Barbarigo, questa capacità di rinnovarsi. È una scuola che è in città da moltissimo tempo, ma ha saputo proporsi in modo nuovo, in modo rinnovato, in molte occasioni. E questo non è semplice. E qui, un po' di merito credo sia anche di Don Cesare, che quando ha preso in mano la scuola ha saputo reinterpretarla con l'aiuto di molti insegnanti, e alcuni li vedo qui, ma ha saputo creare qualcosa di un'offerta formativa che ha una sua identità, che ha un suo significato, una sua capacità di essere attrattiva per i ragazzi della città. Quindi bravi, perché non è scontato, non è semplice, ma ne abbiamo bisogno. Per cui ecco, grazie di questa presenza in città e veramente l'augurio che voi rimaniate una radice solida per la formazione in città. Grazie anche a Davide che è un ex studente con cui abbiamo una frequentazione quotidiana per il mio incarico di adesso, per la sua professione. E grazie alla diocesi perché sa tenere viva questa presenza e questo secondo me è molto importante. La diocesi è presente in città in tanti modi, adesso guardo Don Giuliano perché qui è presente in molti modi
in molti modi anche discreti e apparentemente non immediatamente riconducibili alla diocesi stessa. Ragionavamo stamattina sul ruolo del QAM, per esempio, che è la diocesi, l'azionista, cioè il 100% del QAM è la diocesi, però nella nostra percezione il QAM ha una sua identità, quindi una presenza in dei mondi internazionali forte, ma con una radice che in città io credo sia veramente forte. E lo dico da amministratore adesso, in cui vedo quanto la presenza della comunità cristiana in città abbia saputo far crescere dei buoni frutti che appunto sono visibili in mondi diversi, ma sono comunque identificabili e sono una forza per la nostra comunità. Quindi Don Dante è un ex allievo? Sì, 8 anni. Allora, bilancia Don Giovanni. Mi permetto delle confidenze con Don Giovanni perché sa la stima che mi lega a lui. Grazie a tutti. Grazie Vice Sindaco che ha ricordato appunto il ruolo anche giocato nella storia della città del Barbarigo. Ad esempio io ignoravo completamente, ho guardato prima di venire qua tutta la parte riguardante gli anni della resistenza al Barbarigo, che era una mia pecca del mio percorso, l'ho colmato prima di venire qua. E adesso la parola va a Monsignor Giuliano Zatti, che è vicario generale della diocesi. Ho ricordato che qualcuno qualche decennio fa aveva proposto in musica le parole 100 anni di meno, era Pierangelo Bertoli. Recentemente ho visto che qualcuno ha scritto anche 100 anni di popolarismo, ma siamo nel pensiero anche politico. Inevitabilmente mi vengono in mente 100 anni di solitudine, dove Garcia Marquez mette insieme le solitudini di generazioni che un po' si attraversano. E quindi pensavo che ci sono anche tanti modi per raccontare un secolo di vita. Lo si fa in tanti modi, Barbarigo lo fa attraverso anche le manifestazioni di questi mesi, perché ci sono storie da non perdere, le storie che vedremo, che vedrete raccontate anche per immagini, in questo caso raccontate in altre occasioni con altre modalità. Ci sono situazioni anche di cui avere coscienza, la memoria storica di cui riappropriarsi, si parlava anche della Resistenza. Ci sono anche volti da non smarrire, che è una delle sezioni che si potrà guardare anche nel corso della mostra. E 100 anni hanno sicuramente il sapore un po' del miracolo, dello straordinario, della ripetitività, forse anche della fatica di tanti che magari si sono succeduti una volta sui banchi di scuola, una volta alle cattedre, una volta agli uffici amministrativi, una volta magari alla direzione. 100 anni di parole, immagini scritte, pronunciate, 100 anni di voti, di viaggi, di musica. C'è qui Don Lorenzo che è in attesa febbrile di partire domani per il viaggio scolastico a Berlino, e via dicendo. Forse anche 100 anni in cui si passano le crisi, ci si riassetta, 100 anni di gioventù diventata adulta, 100 anni di gioventù che è ancora per strada, 100 anni che non sono banali, non sono un luogo comune, e io che non sono alunno del Barbarigo e non ci insegno, ma sono così parte di questa chiesa di Padova, mi chiedevo se questi 100 anni non siano anche uno sguardo importante che la Chiesa di Padova si propone proprio per farsi domande sul suo futuro, sulla qualità educativa, non soltanto sul come saremo, che è una domanda che molte volte ci affligge come Chiesa, ma anche sul cosa sapremo ancora dire e insegnare. E quindi 100 anni, per quanto mi riguarda, diventano un motivo di memoria, di gratitudine, di responsabilità, e quindi è doveroso dire grazie a chi serve, segue, sostiene, vive oggi il Collegio Barbarigo. Diventa anche un grazie appunto per tutti coloro che in qualche modo sono stati, continuano ad essere storia, corpo, anima del Collegio Barbarigo, e anche un grazie, un invito alla responsabilità, se volete, a tutti voi, a tutti coloro che magari vi sosterranno, ci sosterranno nel compito delicato di fare scuola, di fare cultura, di insegnare la vita, che sono mestieri impegnativi. E magari anche facendo tesoro delle parole di San Gregorio Barbarigo,
queste le conosco anche abbastanza, perché ci ha lasciato scritto tra le tante altre cose: non vi lasciate lusingare né dalle lettere che possedete, né dalla gioventù che godete, né dalla stima che avete, vedete la verità e ponderatela. Poi aggiungeva anche: e obbedite a Dio. Vi auguro un buon ascolto, un buon percorso e proprio anche un grazie reciproco della vostra presenza. Sapranno l'evento clou di questo centenario, credo sia l'udienza che l'istituto e insomma anche in forma piuttosto allargata, mi pare di aver capito, avranno il 23 marzo a Roma da Papa Francesco. Adesso è il momento di Monsignor Giovanni Brugegan, che ci regala, com'è che l'ha definito il vice sindaco? Buon frutto? No, ecco, guardando Giovanni mi permetto questa cosa: lui è stato un alunno del Barbarigo, però credo insegni ancora, no, al Tito Livio. No, si sono liberati. No, ecco, come ho fatto io più di 20 anni fa, mi sono liberato del Tito Livio per venire al Barbarigo. Ringrazio tutti intanto. Certamente c'è una cesura tra gli anni 70 e prima e gli anni 70 e poi, nel senso che chi come me è degli anni 70 e prima ha vissuto quella fase epica del Barbarigo, che era quella di un numero spropositato, meraviglioso di presenze, con campo sportivo dove venivano fuori i sassi e si giocava in, penso, 300 ragazzi divisi per squadre, e ogni tanto ti arrivava una pallonata ed era evitato dire parolacce solo sottovoce. Ma c'erano gli interni, e io facevo parte di quelli, c'erano i semiconvittori, quelli dove bisognava passare e dire se si mangiava o non si mangiava, perché il pranzo era sempre qualcosa di altamente bucolico, e poi c'erano gli esterni. Poi c'è stata la rivoluzione post-sessantottina, diciamo, no? Nel senso che sono entrate finalmente le donne, per lo più belline, no? E poi non c'è stato più l'internato. Io sono frutto degli anni in cui nei paesi da dove io provengo, provincia di Venezia, Camponogara, non c'erano le scuole così presenti come oggi. Per cui i miei genitori, che lavoravano ambedue, hanno pensato di mandarmi con mio fratello più vecchio, di 5 anni, anche lui ex allievo, a frequentare una scuola che risultava certamente garante e formativa. Per cui siamo diventati interni. Io ho vissuto, giocato lì in modo imbranato, innocente, cosciente, vivace, casinaro, dal quinto elementare fino alla terza liceo. E potrei dire che lì ho trovato famiglia dal punto di vista di habitat umano, cioè mi sono divertito da matti, quindi questo mi dava la possibilità di studiare meno del possibile, ma era bello perché l'umanità si esprimeva attraverso tutte le componenti che c'erano, e quindi ho goduto di questa formazione, di cui peraltro i vice rettori, Don Piero Lotto, Don Narciso Zordan, erano relativamente pedagogisti, però avevano un'umanità che si spendeva, e a quei tempi credo che anche nel contesto della pedagogia italiana non ci fossero molti geni, oppure cominciavano le accademie a scapito della prassi, mentre io posso dire che ho goduto con Don Floriano, Don Narciso e Don Piero Lotto, ho goduto di una fraternità, di una paternità in cui dovevo tenere dentro di me che potevo anche andare prete, anche perché appena l'ho detto ero favorito, come ho detto di no ero sfavorito, perché sapete come sono i preti, sono clerical dotati. Comunque per me è stata prima di tutto esperienza di famiglia, poi esperienza di cultura. Io venivo da un contesto più semplice, dove facevo bene perché nei paesi ci voleva anche tanto poco, bastava essere un po' più borghesi degli altri e avere qualche libro in più.
Però dopo ti trovavi qui che in fondo era città e in fondo c'erano dei docenti che erano anche di valore. Quando cito per esempio Soranzo per le medie, quando cito Tecchio per il ginnasio, quando cito Beghin per le superiori, cioè quelli ci hanno disinibiti. Si leggeva il Boccaccio alle superiori con quel fare, per farmi leggere i libri, Beghin mi faceva leggere tutti i punti Osè, vuoi del Boccaccio, vuoi della Gerusalemme liberata, e così sono diventato prete. No, contemporaneamente, oltre all'aspetto culturale, non posso non negare l'aspetto spirituale, perché i preti, nel bene e nel male, almeno a quei tempi, più che oggi forse noi che siamo così impaludati postmoderno, con la tonaca, con quella compensazione affettiva che non era rischiosamente come è adesso abitata da tentazioni scandalistiche, era una fraternità, cioè vedevo delle esemplarità e mi hanno messo dentro. Io ho imparato a confessarmi per esempio nelle cabine che c'erano nella chiesetta, vi ricordate, lì in fondo, e per passare il tempo di quelle messe imposte e scomposte, latino, sonno da morire, tutti i bambini andavamo là e ogni mattina andavo, cosa dicevo? Niente. Il prete, poveretto, per virtù mi dice una volta, ed era un certo Don Mario Versuraro, che forse qualcuno ignora, ma io l'ho scelto perché quando celebrava i vesperi aveva uno sdoppiamento di voce e mi dava l'impressione talora che fosse un agnellino e mi faceva tenerezza, e dico scelgo questo perché mi fa peccato, e andavo da lui. Un bel giorno lui mi dice paternamente: ma guarda che potresti dirmi qualcosa della tua vita, non queste robe qui. E da lì è cominciata la direzione spirituale, senza tanti libri, e da lì è stato anche, mi dava dei libri molto aperti peraltro, e da lì ho cominciato a intercettare quella fame e sete di Dio che il Barbarigo ha favorito in me, per cui io credo che se il Barbarigo deve essere continuamente testimone di una proposta, non può non proporsi con questa caratteristica di valenza spirituale, non bigotta ma aperta, culturalmente motivata, ma anche esistenzialmente gratificante. Per cui non solo vocazioni di preti che possono essere un po' come me, ma e ce ne sono altri preti, perché c'è Pipinato, c'è qualche altro che sono dei paraboss, post-boss, preti, ma anche laici che siano cristianamente motivati, perché credo che uno degli aspetti di cui il Barbarigo può vantarsi per il passato, vedasi anche le motivazioni valoriali per la lotta durante la Resistenza o per le prese di posizione in certi momenti, il Barbarigo deve fornire cultura, politica, solidarietà, spiritualità, perché questo mondo diventi più luminoso rispetto a quello che è l'andazzo contemporaneo. Io credo che come senza fede si muore, non dico che senza Barbarigo si muore, ma senza una scuola che è motivata spiritualmente, trascendentalmente, ma anche contestualmente, la società perde una grande valenza. Quindi io mi auguro, mi congratulo con Monsignor Cesare, che è Monsignore, però come a me i primi tempi mi facevano Monsignore quando arrivavano i vescovi stranieri. Allora la gente diceva: che ti ha fatto Monsignore? No. Questo momento qua sì, così lo facciamo lui. Allora io mi congratulo con lui e voglio dire che il Barbarigo resista alle ondate critiche magari del sistema o dell'antisistema, ma che abbia a essere non una corazzata autoescludente e perbenista, ma abbia a essere profezia viva, testimonianza allegra in questa società un po' smorta. Grazie. Grazie a Monsignor Giovanni Brusigan e ultimo ma non ultimo Don Cesare. Buonasera.
Buonasera a tutti, e tutti avete compreso perché ho chiesto a Don Giovanni di fare un intervento, perché quando c'è lui tutto si colora, altro che i 7 colori dell'arcobaleno, diciamo tutte le tavolozze immaginabili e possibili. Grazie a Don Giovanni anche per questo monsignorato a tempo, che spero scada fra un quarto d'ora, perché proprio è una cosa che non mi appartiene. Grazie intanto per la vostra presenza che ci onora, ci gratifica, ci fa molto piacere, e davvero il Barbarigo non finisce mai di sorprendere, anche proprio per la platea che questa sera è qui davanti. Siamo alla terza tappa importante del nostro percorso 100 anni di futuro, che è il nome che abbiamo dato appunto alla celebrazione del centenario. Abbiamo presentato il libro, il volume del centenario, ecco, in Sala Pedrocchi a metà ottobre. Per chi ne fosse privo c'è ancora qualche copia, abbondante sia qui che in istituto. In novembre abbiamo fatto il concerto del centenario, una serata, un pomeriggio meraviglioso al Pollini, e per ricordare che il Barbarigo è stato ed è musica, e come vedrete anche su un angolo bello della mostra. Ora c'è questa mostra con il titolo, che varia leggermente, 100 anni di gioventù. Sono cenni di storia, perché 100 anni è impossibile recuperarli in spazio anche ampio come questo. Ci sono fotografie in abbondanza. Direi che la proposta tra tutte è quella che più colpisce gli occhi, il cuore, la fantasia, l'immaginazione, e magari chiama anche a ricordare episodi, scene, gruppi di anni o decenni fa. Credo che per qualcuno dei presenti e altri che verranno sia bello cercarsi in qualche foto, soprattutto in quell'ala seconda, dove ci sono appunto immagini tratte da tanti di questi decenni vissuti. Perché questa mostra così in grande? Intanto l'abbiamo voluta fare fuori del Barbarigo, fuori dagli spazi diocesani, per dire che siamo una realtà della città. E ci fa molto piacere, sono molto riconoscente al sindaco e appunto all'amministrazione comunale, ma anche a tante persone degli uffici, in particolare chi opera qui a San Gaetano, per la collaborazione, per la disponibilità, per tutto quello che ci è stato appunto detto e dato in questa occasione. Ci piace fare una proposta di qualcosa che sia bello, gradevole, piacevole e da vedere invitante. Perché in questo centenario così strutturato, impegnativo, ci piace coinvolgere tante persone, la cittadinanza, sì, per ricordare una scuola che in 100 anni ha dato e ha fatto tanto per le famiglie, per i singoli ragazzi e poi anche ragazze, per la città, ma che vuole continuare a dire questo. Siamo qui, abbiamo ancora qualcosa da dire e molto da fare ancora. Cerchiamo di farlo al meglio possibile, con passione e con dedizione, non soltanto del rettore, di chi è più vicino, ma davvero della squadra di insegnanti, che ogni anno ha un po' di rinnovamento, ma porta avanti con passione una proposta formativa di valore, tutto il personale dell'istituto. Noi vogliamo dare ancora impronte positive e di bene a tante persone, ai giovani che sono quelli affidati a noi. Allora questa mostra che illustra un cammino formativo di 100 anni, e il mio grazie è davvero grande a chi l'ha curata con passione e professionalità. Nomino ancora i 2 architetti, Paola Cattaneo e Marco Raposelli, e vi prego di alzarsi un attimo in piedi, così. Marco, grazie, perché abbiamo lavorato proprio bene insieme, anche con lo studio grafico Project di Giancarlo Barison e i suoi splendidi collaboratori. Dove è Giancarlo e dove sono gli altri, grazie a voi, e poi a tutte le persone che non posso nominare, che hanno eseguito proprio fisicamente e materialmente le varie strutture e aspetti vari.
e ovviamente grazie a tutti quelli che hanno collaborato anche come sponsor, come sostenitori. Dovrebbero essere scritti tutti sul colophon d'ingresso e sul dépliant che avete in mano. Spero che non manchi nessuno. Ecco, siamo qui in mostra per farci incontrare e proporre occasioni, ecco, di dialogo e incontro con altre persone, con l'impegno e la volontà di comprendere meglio la strada compiuta in questi 100 anni e proporre ancora percorsi e stili educativi sempre più all'altezza delle domande, delle richieste, ecco, dei giovani d'oggi e di quelli che verranno, delle famiglie del XXI secolo. 22esimo ci penserà qualche anno, no? Io ho un'altra cosa da dirvi: arrivederci, ecco, dopo stasera, magari ancora tornando alla mostra, portando qualche amico, qualche ex allievo, qualche genitore curioso, ecco, di conoscere la nostra scuola, al convegno del 21 febbraio che faremo sempre qui a San Gaetano in auditorio, con un tema molto interessante e provocatorio, al di là che il titolo può essere banale. Ecco, giovani d'oggi, uomini e donne di domani, con panel che adesso non nomino, ma senz'altro ha una caratteristica particolare. Tutti quelli che parleranno sono ex allievi del Barbarigo, oggi in ruoli significativi. Poi è ancora possibile, per chi vuole iscriversi e partecipare all'udienza con Papa Francesco il 23 marzo, e tutti siamo invitati alla festa finale, ecco, dell'11 maggio, prima in chiesa, in cattedrale, per dire veramente grazie al Signore, che è il sentimento primo che abita nel mio cuore, e poi anche fare un po' di festa insieme. Scrivo un po' goliardicamente da qualche parte, ma non posso farlo dappertutto, un picnic al Barbarigo. Insomma, adesso già Don Lorenzo mi guarda male dopo i lavori fatti in questi 18 mesi ultimi, ma insomma vuol dire con la libertà di stare insieme senza molta formalità. Grazie ancora a tutti, a partire dai musicisti dell'orchestra di Padova e del Veneto, che ora ci allieteranno con un breve, ecco, programma musicale. A seguire ci saranno, ecco, gli architetti che vi accompagneranno a vedere, e non so come faremo in 100 e passa persone, ma insomma siamo tutti capaci di organizzarci. Do alla fine una brutta notizia per qualcuno, ma spero non per troppi. Ecco, informo che dopo, alla fine di tutto, non ci sarà brindisi, aperitivo, buffet o quant'altro, perché il comitato del centenario ha deciso, ecco, di concentrare tutto l'impegno sul progetto Etiopia, a sostegno, ecco, di una scuola ad Inscio, nella nuova missione che la diocesi di Padova ha appena aperto a Robe. Io ho visto l'altro ieri, ecco, le fotografie di chi è tornato da 8 giorni. Non avrei osato mettere in tavola neanche un'acqua minerale, pensando a quello che si vede in queste foto, al ponte che c'è da attraversare, ma è un rischio ogni volta per andare verso la scuola e tutto il resto. Comunque già da un anno noi abbiamo deciso che una scuola di 100 anni si impegna a fare il possibile per aiutare una nuova realtà che è in partenza, in situazione di assoluto bisogno. Anche questo, siamo convinti, è lasciare un segno e dare un'impronta di bene alle nostre scelte e attività. Grazie della comprensione per questo e della collaborazione. Buona serata, grazie, e ripasso la parola a Davide, e grazie anche a te ancora.